contro Palermo Calcio a 5. Un saluto ragazzi di Sportissimi, qui da Gabriele Rispetta. Oggi una partita importante, una partita che sicuramente è più di un derby, perché non va neanche 3 punti in campionato, ma varrà per almeno il primo round di questa doppia sfida che deciderà chi passerà ai quarti finali di Coppa Italia. Agisce con il suo portiere, errore però qui, attenzione quindi alla Rosa che ha provato il tiro, fermato però dalla imprecisione sotto porta. Palla per il Palermo, prima occasione per i bianchi, ha provato poi il tiro qui Madonia, pubblico di fede rosanero. Attenzione ora, Calvaruso prova il tiro, sentite, ritorna in porta Immesi, squadre spaccate, Ricotta, ancora Ricotta al centro, un po' equilibrata, prima meglio il 3M, adesso sta iniziando a salire in cattedra il Palermo con Madonia sulla sinistra, va al tiro Calvaruso, devia, è bravo poi la causa proprio del Villaggio. Attenzione qua a Biondo che se ne va, sempre lui, la parata di Virruso, puro futsal. Ricotta, adesso però lo sfida, 1 contro 1, si riappoggia dietro dove c'è la Rosa, di nuovo verso Ricotta, grande azione nel 3M che però si chiude nel peggior modo con un Miranda al centro, fermato però bene qui da Rosa, attenzione a contropiede con Ricotta, è più veloce, ha centro Ricotta, Baucina, l'errore, amici, fa lui, appoggia Calvaruso, Immesi, attenzione a Ricotta, centro dell'area di rigore, ancora Ricotta, ritorna dietro dove c'è la Rosa, un'altra volta Immesi, tanto 3M. Palermo in riserva in questo inizio primo tempo e c'è la rete di Affaticato. L'avevo detto, Palermo in riserva, ma arriva, spunta Affaticato, 1-0 3M. Bravo, l'altra volta Immesi, attenzione a Biondo, può andare, fermato, e allora ancora il capitano, ancora la Rosa, il tiro fuori. Lui che di colpi fantasiosi ne ha di gigantesco repertorio. Se ne va qui Biondo, attenzione, Biondo, il russo, perde palla, ancora Biondo però la riprende subito, il tiro, un'altra volta il russo, ma attenzione sempre a Biondo, poi Baucina, controlla, assist clamoroso di Virruso e poi bacia a braccio alla fidanzata per Baucina, l'uomo della provvidenza d'Agrigento, segna anche qui al derby, sinceramente ci è sconosciuto anche a noi. Virruso, Runfolo colpito, pallone buono comunque per Baucina, cercherà ancora Russo, sempre Miranda, Russo si gira, c'è la rete, segna Russo, Miranda, attenzione a questa chiusura di Baucina, è uscito male Virruso, può battere Virruso sul tiro di Miranda, tanta confusione nell'area di rigore di Virruso. Può andare lontano Madonia, Saviano, controlla, può andare ancora, fermato, sempre Saviano, insiste, tiro, fuori misura, e arriva, adesso il triplice fischio, il 3M vince 2-1 in casa, anche se il Padron Bosco è pieno di anime rosanero, le stesse che caricheranno il Palermo, e il ritorno fissato il 2 novembre